Stadio Monreale Proto di Cittanova riparte da qui la nuova stagione d'eccellenza calabrese per i padroni di casa e la Reggio Ravagnese. La squadra di mister Crucitti è reduce dall'eliminazione in Coppa Italia dopo il pareggio per 0-0 ottenuto contro la Virtus Rosarno. Quest'ultima sarà invece l'avversaria agli ottavi proprio della Reggio Ravagnese. La squadra di mister Misiti ha infatti ottenuto la qualificazione superando il Val Gallico con il risultato di 5-3. Ad arbitrare l'incontro il signor Gregorio Polistina di Soverato, coadiuvato dagli assistenti Michele La Rosa di Vibo Valencia e Antonio Genovese di Paola. Grazie all'ausilio dell'immagine a cura di Antonio Galluccio passiamo a raccontarvi del film di questa sfida, che si apre al 12° con la punizione messa dentro per la testa di Novo, che manda sul fondo per i padroni di casa. Risponde la Reggio Ravagnese al minuto 18, punizione di Di Biase, mancino vellutato messo dentro, arriva a De Leon che però manda alto. Al 25° continua a insistere la compagine di mister Misiti, cross dalla destra messo dentro per Baldè che di destra non inquadra il bersaglio grosso. 2 minuti dopo la mezz'ora il lancio lungo dalle retrovie che arriva, Cuzzilla si divora però con il mancino la rete del vantaggio. Termina così a reti bianche la prima frazione di gioco. Passiamo allora con il nostro montaggio a cura di Mirko Giacopello al fine della ripresa. 7 minuti al rientro in campo e le due formazioni, gran palla in profondità di Gomez per Baldè che però perde troppo tempo per la conclusione, favorendo allora il recupero da parte di Napoli. Al 55° Rechichi triangola con Coris e per poco non trova il gol del vantaggio. 2 minuti più tardi rimessa laterale di Rinaldo per Gomez che trova un tocco di mano di nuovo, massima punizione accordata dal direttore di gara dal dischetto. Cordova spiazza Martorelli per il vantaggio della Reggio Ravagnese. Passano però appena 40 secondi e il Cittanova trova il pari. Lancio di Vitetta per Cuzzilla, il quale mette dentro un cioccolatino per Marino. Tutto troppo facile per i padroni di casa e così fanno 1-1 al Monreale Proto. 6 minuti più tardi però il rinvio da parte di Martorelli recuperato da De Leon, il quale di testa serve Gomez, prolunga per Puntoriere che si inventa il gol della giornata con questo destro sotto l'incrocio. Reggio Ravagnese di nuovo avanti al Monreale Proto di Cittanova. La formazione di mister Misiti 5 minuti più tardi all'occasione per chiudere i giochi. Cross di Maisano dalla destra che arriva a Zuccalà, controlla e calcia mandando però in bocca a Martorelli. 78° punizione di Maisano in the box per Gomez che di testa incorna ma manda alto. 86° sempre solo Reggio Ravagnese con De Leon che si accentra alla destra, scambia con Puntoriere, la sfera arriva a Caristi, si esalta Martorelli. Al 4° minuto di recupero Verduci serve Maisano, ha un'autostrada dinanzi a sé, mette dentro per Gomez. Un attimo di esitazione prima di mandare il pallone nel sacco. Termina così la sfida del Monreale Proto. Inizia con una vittoria il cammino e la Reggio Ravagnese di mister Misiti per 3-1 sul Cittanova. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.